se non prima della fine dell'anno scolastico, probabilmente subito prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, ma all'interno di questa consulta ci sarà non solo la provincia e tutto il mondo scolastico, inteso come tutti i 17 presidi, ma è ovviamente tutto il mondo della rappresentanza scolastica, dai genitori agli studenti, a tutto il personale che risiede all'interno del mondo scolastico. Però noi crediamo che sia importante che all'interno di questa consulta siedano anche tutti i sindaci della provincia di Nuoro, perché i sindaci della provincia devono collaborare, devono sapere, devono dire che insieme alle istituzioni scolastiche e sovracomunali che tipo di scuola vogliamo per questo territorio. È una scommessa, non so che effetti produrrà, però noi ci crediamo che sia importante che questo organismo riesca a funzionare all'inizio dell'anno scolastico. Ovviamente questo non basta, perché se noi non immaginiamo di collocare nella fase precedente all'attività di questo organismo un piano di sviluppo per questo territorio, cioè noi dobbiamo capire, una volta che formiamo i ragazzi nel polo tecnico professionale, quali sono gli sbocchi occupazionali? E allora il piano di sviluppo che noi abbiamo ovviamente in mente e anche in qualche modo buttato giù, e c'è già stata una prima intesa con la Regione Sardegna, abbiamo buttato giù un piano strategico provinciale, all'interno del quale ovviamente sono state individuate tutta una serie di dinamiche di sviluppo che possono portare questo territorio davvero a uscire da questa fase di difficoltà, che non è ovviamente, per amore di verità, solo di questo territorio, ma le congiunture sfavorevoli arrivano da lontano. Però noi, siccome siamo deboli da un punto di vista strutturale, probabilmente ne risentiremo anche in misura maggiore. E allora credo che parlare di nuovo piano di sviluppo per quanto riguarda questo territorio occorre andare a vedere quali sono i filoni. Sicuramente c'è l'agroalimentare, la trasformazione, la commercializzazione, la tecnologia, nanotecnologie, le risorse umane che sono importanti, ma per esempio per quanto riguarda i rifiuti, le biomasse eccetera. Allora noi siamo in grado di formare all'interno di questo polo tecnico professionale che vogliamo costituire queste figure. Ma queste figure, una volta formate, dove le collochiamo se non abbiamo un piano di sviluppo che ci consenta di assorbire questa manodopera? Perché il risultato è che oggi noi, qualche piccola domanda di offerta di lavoro che proviene dal sistema industriale di Ottana, rischia di non trovare, come dire, manodopera locale, perché col sistema della formazione chiusa, anche su questo bisognerebbe aprire una discussione, perché la formazione così com'era probabilmente era eccessiva, così com'era non c'era formazione di qualità, ma oggi noi paghiamo lo scotto che una piccola domanda non trova risposta perché non abbiamo tecnici nostri, non troviamo un saldatore, le imprese che hanno un saldatore non lo trovano. E allora occorre, oltre al piano di sviluppo, occorre formare la gente, perché se no noi, pensando anche ai patti territoriali, alle code di programma che si sono sviluppati in tutto il territorio nazionale, io credo che non dobbiamo pagare lo scotto di altri territori che hanno dovuto portare i tecnici da Oltralpi addirittura, perché penso all'accordo, al patto territoriale di Gioia Tauro, e credo che hanno dovuto portare i tecnici dalla Francia. Noi dobbiamo metterci in condizioni di formare questi ragazzi, però non basta. Io credo che noi abbiamo il dovere come dire, elaborare un piano di sviluppo che consenta poi l'assorbimento di questa manodopera. Ecco, io credo, e di questo ne sono convinto, e ovviamente l'articolo 13 della legge 40 noi lo condividiamo, l'abbiamo sostenuto dal primo momento, l'ha detto il mio collega Gigi Buroni. Io avrei avuto piacere, stasera mi rammarico che non ci sia l'assessore regionale, perché avremmo potuto capire da lei, dalla regione, perché c'è stata questa inversione di tendenza. Perché il precedente assessore l'aveva sposata questa causa e il nuovo assessore invece ha deciso di fare altro. Qualcuno ha parlato di 30 milioni distribuiti. L'assessore Congiu a me mi ha detto in una riunione a Cagliari: caro assessore, questa giunta regionale sta distribuendo un sacco di soldi alle scuole, ed è vero, è vero, è vero, però io mi sono permesso di dirgli che erano spesi male, perché se io do lo stesso importo alla scuola di
di Nurli per scomodare un paese che ha difficoltà enormi da un punto di vista della viabilità e al lettore di Cagliari sto facendo comunque una grande giustizia. E allora anche quei soldi andavano distribuiti in maniera mirata, considerando le difficoltà che ogni singolo istituto, per ragioni, come dire, edilizie, per ragioni stradali, per mille e una ragione, possono presentare. E allora noi crediamo però che questa scommessa vada portata avanti, noi ci crediamo come provincia, staremo al fianco degli istituti scolastici. Io credo che vada sollecitata la Regione, di questo io prego l'onorevole Pirisi di farsene portavoce, perché questo meccanismo, questo strumento debba essere riavviato. Noi ci crediamo e crediamo anche che se questa scommessa siamo in grado di vincerla, possiamo anche guardare con, come dire, non dico con ottimismo, ma con una certa tranquillità anche le prospettive di sviluppo di questo territorio. Grazie.